Bentrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura. Quali sono i modelli di business del settore biologico in Veneto? Le aziende bio come conciliano attenzione alla sostenibilità ambientale e un mercato in crescita? Oggi vi parliamo dell'Atlante dei modelli di business delle imprese del biologico, ricerca condotta dall'Università Ca' Foscari di Venezia, realizzata grazie a un accordo con la Regione del Veneto, che offre uno spaccato aggiornato su questo mondo, sulle criticità e opportunità che si possono cogliere. La ricerca coinvolge in particolare Agri-Food Management and Innovation Lab di Ca' Foscari e la direzione ADG FAIRS, bonifiche e irrigazioni, insieme alla direzione agroalimentare della Regione del Veneto. L'analisi mira a monitorare la vitalità delle aziende del comparto, a individuare le pratiche gestionali più efficaci e innovative e offrire evidenze per formulare politiche e iniziative di supporto al sistema agricolo e agroalimentare veneto. La ricerca si rivolge sia alle imprese già attive, sia a quelle neonate, sia alle start-up. Ancora una volta vi parliamo dell'importanza delle api, questa volta per la colza. Dobbiamo garantire condizioni buone per le api perché il livello produttivo della colza è strettamente legato all'attività di impollinazione delle api. Più è alta questa attività, più è elevata la produzione della colza. Quindi non è solo un interesse generale quello di proteggere le api, ma è anche un interesse specifico dell'agricoltore che proteggendole e favorendole otterrà una maggiore produzione. Come fare la difesa integrata della colza? Durante tutta la stagione, nell'ultimo periodo è stato importante fare il monitoraggio dei livelli di meligete e di pontiruolo, capire se si superava la soglia di danno e poi eventualmente intervenire, ma sempre prima della fioritura per non danneggiare le api. Il bollettino colture erbacee di Veneto Agricoltura ha dato in questo periodo le indicazioni per poter fare la difesa integrata, quando fare i monitoraggi, con che metodo fare i monitoraggi e quali sono le soglie da considerare per fare i trattamenti eventualmente. Quindi abbiamo potuto evitare di fare insetticidi chimici di sintesi dove non era necessario, riducendo l'impatto sull'ambiente e sulle api. Mentre in Europa si pensa ad una direttiva taglia emissioni che colpirà anche gli allevamenti dei bovini da latte, considerati alla stregua degli stabilimenti industriali, in Veneto passiamo dalle parole ai fatti e in Termizoo, con sede a Valle Vecchia, nell'esempio. Questo dice l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, commentando la direttiva emissioni che la Commissione europea è pronta a emanare con conseguenze catastrofiche per gli allevamenti. Nel particolare, l'assessore plaude agli importanti risultati raggiunti dall'azienda, la quale ha puntato sulla zootecnia sostenibile, con un risparmio del 10% dell'uso di concime, addirittura con una riduzione del 44% delle emissioni di metano. Caner dice ancora che questa azienda deve essere un esempio mondiale di zootecnia green che può diventare un modello per le altre città. Nello spazio delle notizie di utilità oggi vi segnaliamo la proroga dei termini del bando PSR per investimenti in trasformazione e commercializzazione. La Giunta regionale ha infatti disposto la proroga di 45 giorni dei termini per presentare la domanda di aiuto per il bando che sostiene gli investimenti materiali delle imprese agroalimentari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. I termini del bando, inizialmente fissati al 9 aprile, sono stati prorogati al 24 maggio 2022. Spazio ora ad Agrometeo in collaborazione con ARPAV. In aprile sono finalmente tornate le piogge che hanno dato un sollievo allo stato di siccità accumulato nel lungo periodo asciutto autunno-invernale. Sono caduti infatti dai 30 mm sulla pianura veronese agli oltre 120 mm sulle prealpi vicentine e bellunesi. Fino a sabato il tempo sarà bello e stabile, con temperature gradevoli tipiche del periodo. Da sabato pomeriggio, a partire dalle zone montane, la nuvolosità sarà in aumento, determinando domenica una giornata meno soleggiata delle precedenti e più instabile. Protagonista ora la cucina con i prodotti nostrani e con il ristoratore Alessandro Mazzone. Oggi siamo qua per presentare una ricetta divertente e molto estiva che vede come elemento principale le ostriche della sacca di Scardovari. Li uniremo ad un altro prodotto della nostra terra che è l'insalata di Lusia IGP e l'abbiamo condita con una crema al cocco, unendo una tecnica dei cocktail, in questo caso sarà la pina colada. L'insalata di Lusia come base, andremo poi a mettere sopra le nostre ostriche calde appena fritte, andiamo a deporre un pizzico di spuma all'ananas, finiamo guarnendo con delle fantastiche fragole del veronese.
andiamo a questo piatto ad abbinare un uvaggio e una bollicina dei nostri colli vicentini. Siamo ad Alonte, in provincia di Vicenza, e in particolare Chardonnay e Garganega. Un vino dalle caratteristiche, questo in particolare è un Brut Nature, è un vino dalla grande sapidità che andrà ad abbinare perfettamente con questo meraviglioso piatto. Grazie per l'attenzione, AgriNews vi aspetta alla prossima puntata.